dall'isola, e poi lui ha fatto pochissimo per la sua isola natale, ma Napoleone Bonaparte è partito abbastanza giovane, all'età di 9 anni la Corsica per entrare nella scuola francese di Autun, perché anche se già la Corsica era francese, abbiamo parlato italiano fino all'inizio del XX secolo, quindi deve imparare il francese, poi un anno dopo entra nella scuola militare di Brienne per la nobiltà francese e torna da Ajaccio all'età di 16 anni, passa di qualche mese, non di più, poi torna a Parigi e Napoleone esploderà in Corsica al suo ritorno in Egitto nel 1799, gli passa solamente 3 giorni. Quindi vedete che nella sua breve vita, muore all'età di 52 anni di meno, ha passato veramente pochi anni sull'isola, per questo che non è il personaggio maggiore.